Le speranze sono durate poche ore, poi il corpicino è stato trovato mentre galleggiava a 700 metri dal punto in cui il piccolo stava giocando sulla riva, prima di scivolare nelle acque dell'Adigetto. Poco più che un canale limaccioso che nasce dall'Adige e attraversa il Polesine. È uno shock per Villanova del Ghebbo la tragedia consumatasi ieri sera. Il bimbo di 4 anni di origini marocchine stava giocando col papà nel giardino di casa che arriva proprio fino all'argine. Un attimo fatale, un attimo di distrazione e il piccolo sembra essere scivolato su uno scalino, cadendo giù. Uno zio si è lanciato in acqua iniziando a cercare disperatamente il nipotino senza riuscire a trovarlo. Grida disperate che hanno richiamato altra gente, ma nessuno è riuscito a scorgere la sagoma del piccolo nell'acqua, resa sempre più scura dal calare del sole e dalla movimentazione del fondale fangoso. Sul posto intanto sono accorsi i vigili del fuoco, che si sono lanciati in acqua con il gommone, iniziando subito a scandagliare il tratto di una settantina di metri. Poi sono arrivati anche i sommozzatori che si sono calati nell'acqua sempre più scura. La protezione civile ha installato potenti torri faro per tentare di illuminare l'Adigetto. Poi, nella notte, il tragico ritrovamento, la disperazione della famiglia e il dolore di una comunità intera. Ai carabinieri il compito di accertare la dinamica del dramma.